Lo schiaffo. Non mi ricordo di preciso che anno fosse, il 72 o il 73, che poteva avere, 8-9 anni, e passeggiavo con mamma per corso Buenos Aires a Milano. Mia madre mi teneva sempre per mano quando uscivamo. A un certo punto ho dato uno strattone, sono scappato, mi si presentò davanti, per la prima volta in vita mia, una persona di colore. Evento raro allora in città. Ricordo che puntai il dito e mi sganassai dalle risate. Che mi ricordo io ci avrà avuto una trentina d'anni. Lui mi sorrise e mi salutò con la mano. Io continuai a ridere e a squadrarmelo da cima a fondo, insino a che all'improvviso mi arrivò un marovescio da mamma che poi mi guardò e con calma e a voce bassa mi disse: L'hai sentito lo schiaffo? L'hai sentito bene? Non te scordà mai che pure lui sente gli schiaffi come te, ride come ridi tu e piagne paro paro a te. Non te lo scordà mai. Mia madre è morta a 95 anni e quello fu l'unico schiaffo che mi diede in tutta la vita. So sicuro che le costò una cifra, ma non parlammo più di quello che era successo. Mi diede centinaia di carezze nell'anni, l'ultima poco prima di morire, ma col tempo mi son fatto persuaso che la carezza più bella fu proprio quello schiaffo.